a sbilanciare il sonno, va a sbilanciare l'energia che ci serve durante la giornata, non ci sentiamo concentrati. Insomma, i sintomi sono differenti e guardando i sintomi capiamo se il tuo sistema nervoso è sbilanciato o in particolare quindi sappiamo che il nervo vago è infiammato o microinfiammato. Cosa bisogna fare in questi casi? Capire principalmente se la tua problematica è data da un sistema nervoso ipersensibile, quindi non da problematiche strutturali, questo lo si può fare attraverso le diagnosi mediche, esempio, soffriamo di cervicalgia, andiamo a capire se questi sintomi sono legati potenzialmente a un qualcosa di non strutturale, quindi si fanno delle diagnosi magari sulla parte della cervicale, capire se ci sono delle problematiche strutturali, ma nella maggior